One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Here, right here, where I'm gonna stay. Sicuramente dal poter contare, mettiti il naso, dal poter contare dall'apporto di tanti amici che in maniera spontanea e naturale, senza interessi alcuni, mettendo insieme tutte le loro capacità, fanno sì che questa manifestazione possa arrivare ai risultati in cui arriva. Nasce con lo spirito appunto di ricordare la vecchia e gloriosissima gara di velocità che si svolgeva negli anni 50 da Cagliari, Sassari a Cagliari. Poiché ora chiaramente le situazioni sono notevolmente cambiate, non è più consentito fare la velocità, però per mantenere in piedi questo spirito abbiamo dovuto adottare la tipologia di gara di regolarità. Effettuiamo lo stesso percorso per quanto possibile della vecchia manifestazione. Tra l'altro c'è una cosa che mi preme ricordare, che nell'attraversamento di San Luri, dove perse la vita uno dei piloti, ogni anno ci fermiamo per rendere omaggio al cibo proprio dove purtroppo perse la vita questo signore, quindi la manifestazione ha anche questo significato morale. Come nasce io non lo so, però so che all'ASI interessa molto questa manifestazione, infatti io in questo caso la rappresento molto volentieri, vengo da Firenze e so che con la forza di questo meraviglioso club sardo e con la forza del consiglio, del presidente, del direttore, è una manifestazione che viene rievocata con grossa passione e vedo che è seguita dal pubblico. Abbiamo avuto per la strada dei paesi proprio un'ovazione, bambini che scuole sono state chiuse, sindaci, assessori. Non so come nasce, ma vedo che ha un grosso avvenire per ciò che riguarda la storica rievocazione di questa bella gara. E la manifestazione nasce per merito del club di Cagliari, club di autostoriche, e rievoca una gara di velocità che si svolgeva negli anni 50, esattamente per 6 edizioni, la Cagliari-Sassari-Cagliari di velocità pura e a tutti gli effetti. Dopodiché adesso naturalmente come rievocazione rievochiamo una gara di regolarità, in quanto non è certamente più possibile correre sulle nostre strade, no? Si vuole rievocare sicuramente una manifestazione che ha vissuto negli anni passati una grossissima e importante manifestazione nell'ambito della Sardegna e non solo della Sardegna ma anche in campo nazionale. La classica Cagliari-Sassari-Cagliari, dove sicuramente ha portato grossissimi nomi nel campo dell'automobilismo e sicuramente oggi ci troviamo grazie a Nell'Alfano a rievocare questa classica di velocità. L'aspetto tecnico è quello che questa manifestazione è articolata come un rally da un punto di vista delle tipologia, del rispetto che hanno i concorrenti delle prove cronometrate, con la piccola differenza che i concorrenti sono tenuti a realizzare le loro prove non alla massima velocità possibile, ma rispettando la media che l'organizzatore ha previsto. Ho visto un equipaggio molto accanito con una meravigliosa macchina preparata, non conosco l'esperienza delle sarde guidare, ma l'ho vista anche nel Challenger una ragazza che ha guidato alla perfezione una Fiat dando spazio e terreno agli altri, quindi penso che le sarde possano prima
galleggiare anche nel mondo dell'automobilismo. È un elemento determinante per la riuscita di queste manifestazioni. Senz'altro una nota positiva che accresce l'importanza della manifestazione, e anche questa è una dimostrazione che per le donne non ci sono limiti, assolutamente possono fare tutto ciò che fanno gli uomini. Noi abbiamo il piacere di averle con noi come concorrenti e speriamo che l'anno prossimo siano ancora di più. Ma nel nostro club l'elemento femminile ha una valenza notevole. Molto pochi, potrebbero essere di più. Dopodiché direi che si confrontano con armi pari con gli equipaggi maschili. In questa manifestazione un equipaggio sicuramente valido, con un'altrettanta valida macchina 131 che ha vissuto il suo glorioso passato. Penso che l'automobilismo è l'unico sport che conosco che mette sullo stesso piano le donne e gli uomini. E sono in gambissimi. Eccezionali. Non ho mai litigato con lei, solo quando facciamo queste gare di regolarità è il momento buono che esplode tutto qua. Sì, tanto. Cosa devo rispondere? La passione era sua, poi invece mi ha coinvolto tanto, ha coinvolto anche me. Perché mio marito da solo non viaggia. Cosa devo rispondere? Non lo so, noi siamo siciliani e la Sicilia ha vissuto sempre per le automobili. Provare sia il Giro di Sicilia, la Targa Florio, dove tutta la gente andava in pellegrinaggio, stava una, due, anche 3 giornate e 3 nottate fuori per assistere alle manifestazioni, quindi praticamente ce l'abbiamo nel sangue l'automobilismo, e quindi è chiaro che per i siciliani è chiaro anche che nasca immediatamente, sia spontaneo più che altro. Ho voluto venire in Sardegna a fare questa gara perché da ragazzino negli anni 50 assistevo a Sassari, io abitavo a Sassari, all'arrivo e alla partenza dell'edizione di Velocità. Questa idea nasce dalla passione per le auto e poi niente, della velocità. Ma la passione per le auto d'epoca e il non rischiare, non esagerare durante le prove e divertirsi, ecco. Farlo con la moglie, possibilmente con i bambini, in questo caso non è possibile, ma in futuro si spera. Quest'anno non vinceremo, vi assicuriamo che non vinceremo. No, non lo dico per scaramanzia. Cosa devo rispondere? Mamma mia, speriamo di sì, insomma. Ma di vincere no, però ci auguriamo almeno una piccola coppa. E intanto vinco io. No, ma che vinco io, lo lasci dire. Vincerò io. No, non ho tanto vinco io, ho già vinto io. La gara è la nostra, siamo venuti a Nuoro per vincere e sarà solo nostra. Allora, vinciamo tutti? Penso proprio di no. Che vinciamo noi. simpaticissimo e graditissimo rinfresco organizzato dal Comitato San Cristoforo, così come per tradizione, e per accogliere in maniera simpatica i concorrenti della Cagliari Sassari Cagliari e rincuorarli dopo chilometri di pioggia, ma che ha temperato i loro
maniera che così non ci siano dimenticanze. E abbiamo preparato una piccola targa ricordo con il nostro simbolo che è l'elefantino della provincia di Mante. La figura di Diego Capelli non sarà certamente dimenticata, soprattutto grazie al vostro impegno e al vostro coraggio. Di questo vi ringrazio, a nome anche dei ragazzi che hanno collaborato con lui, e vi chiedo aiuto per portare fuori quel circo e posizionarlo in un punto migliore. Proprio nella premiazione comincio a conoscere meglio anche il vostro presidente Alfano e vedo che amore mette in questa gara dall'inizio alla fine. Cioè io ho visto tutte belle macchine e l'ASI vi vorrebbe insegnare, non con modestia perché siamo tutti ASI, quindi sentiamoci una grande famiglia e cerchiamo di far crescere questa Cagliari Sassari Cagliari storica a quel compito, a quel livello che potenzialmente ha, le vetture che vorrei trovare più numerose, e a questo punto, se tutto va bene, avrete da ringraziare non solamente un siciliano ma tanti altri equipaggi che verranno in Sardegna, quindi fate sì che questa vostra festa diventi la festa di tutti e delle vetture storiche italiane. Grazie. Terzi assolute, facciamo veramente adesso dei grossi applausi perché se lo meritano veramente. Consegna la coppa del terzo assoluto il direttore di gara Enzo Bitter, prego. Questa coppa sapete pure i passaggi, i documentari, documenti automobilisti eccetera, rivolgetevi con fiducia all'agenzia Bruschetti e Cinzia Bruschetti. Terzi assoluti l'equipaggio Silesu Parris. Naturalmente da parte mia un caloroso di nuovo ringraziamento a tutti voi con non un addio ma un arrivederci all'edizione del 2001. Proclamiamo vincitori assoluti della quinta Cagliari Sassari Cagliari storica l'equipaggio numero 18 PES Socciu.